Nascerà di venerdì 13 il neopartito Scelta Civica per l'Italia. A battezzarlo a Caorle verrà Mario Monti, padrino Enrico Letta. Attesi da tutto il nord-est almeno 800 sostenitori dell'ex movimento fondato dal professore, insieme a una pletora di ospiti tra ministri, parlamentari, giornalisti ed esperti presenti fino a domenica 15. Per gli esponenti di Scelta Civica tra la gente c'è ancora voglia di partecipazione e di idee chiare, ma allora perché di questi tempi un movimento diventa un partito? Ma io rispondo: aiutateci a costituire un'organizzazione politica che riesce a cambiare le rendite e i diritti acquisiti che servono a non dare diritti ad altre persone, per cambiare la natura della spesa pubblica e le sue dimensioni. Questo soggetto politico non c'è. Il congresso nazionale si terrà tra gennaio e febbraio. In Veneto, Scelta Civica alle ultime elezioni ha ottenuto il 10% dei voti, dato superiore alla media nazionale dell'8,7%, e 5 parlamentari. Forte di questi dati e delle difficoltà di Lega e PDL, si propone per le regionali 2015. Posso affermare con sicurezza che Zaia non farà più il presidente perché il suo partito si è sciolto. Il PDL per il 2015 sarà un partito che avrà delle grossissime difficoltà e per cui per la prima volta è contendibile, ed è bene che sia così perché purtroppo la Regione Veneto ha perso grandissimo smalto e si è concluso un ciclo. Tra gli obiettivi di Scelta Civica per Venezia ci sono la riforma del piano sociosanitario, ritenuto oggi poco omogeneo, e del trasporto pubblico locale, la riduzione dell'apparato amministrativo e di aziende partecipate da Palazzo Balbi. Per le comunali massima attenzione alle elezioni per il sindaco di Padova della primavera 2014. Scelta Civica presenterà un candidato tutto suo, ha detto Domenico Menorello, già vice sindaco di Padova dal 2004 al 2009 per il PDL.